Comincia la partita in questo momento, primo pallone toccato dall'MGM 2000 con Cristian De Mito, che è il quinto giocatore di movimento, anche lui argentino. La prima conclusione parte di Cosentino con la parata da parte di Puzzulu. Il tocco in direzione del numero 12 Girardi, sono Girardi, Mura, Monetto. Intanto la conclusione, la parata qui da parte di Marioli, diciamo. Poi ancora Sanna contro Quintero, spallina avanti verso Zeni, poi tentativo di Ramu, chiede una deviazione, Zeni non riesce ad andare via, Teramo che ritrova il pallone qui, Teramo il destro, la palla che termina alta non di molto, viene contrastato. Palla in avanti adesso per la conclusione, la parata e il palo da parte dell'MGM 2000 con De Mito. Alla meglio l'MGM 2000 che riparte qui con la giocata su Cosentino, il destro e a lato. Poi l'apertura sbagliata qui però che diventa buona per De Mito, che va alla conclusione in due tempi. A batterla qui Quinteros, si libera il pallone dandola a De Mito, la palla con il destro che termina alta, c'è stata però una deviazione, deve mettere il pallone laterale, mentre qui Quinteros va a prendersi un cartellino giallo molto nervoso, fermato. Si riparte ancora da Quinteros, 18 secondi alla fine del primo tempo, si libera in area qui, cade, attenzione buona, De Mito prende la parte esterna del palo. Ora suona la sirena, è finito il primo tempo, tornati dal Palacoprone, appena iniziato il secondo tempo. Attento alla conclusione, Puzzolo qui in due tempi sul tentativo da parte di De Mito, prova a liberarsi per il sinistro, la palla è fuori non di molto. Attenzione qui, tanta Mura, copertura Monetto, manca l'1-0, Lautaro Monetto, diventa vicinissimo a sbloccare il risultato. L'apertura verso Girardi, se ne va via bene Girardi, salta che il portiere, la parte vuota e Sanna prende la traversa, grandissima occasione per il Sesto. Squadra ospite con Quinteros, va al tiro, la parata di Puzzolo, la conclusione di Cosentino e Giulio Mura che è rientrato poco fa dopo il piccolo problema fisico precedente, salva un gol per Sanna. Poi Zeni che va via, prova ad andare bianca a Quinteros, il fallo, Quinteros è già ammonito, attenzione perché adesso la partita di Quinteros finisce qui. Secondo giallo per l'ex del 360 di Jim Monastir e a 8 minuti e 50 secondi l'MGM 2000 perde il suo capitano. Sanna che qui gioca su Mura, va col giocata per Monetto e Marioli ovviamente va a parare larga a sinistra. Mura invece gioca su Girardi, a campo va Girardi, si libera per il sinistro, la parata di Marioli, il controllo riparte da Mura, c'è Monetto, Mura va alla deviazione in un tempo Marioli perché poi perfeziona il rinvio. Cosentino è uscito il Sesto a sfruttare un uomo in più, allora adesso deve giocare 5 contro 5 con Girardi che se la va via, dentro la rivezione, il gol da parte di Monetto con l'ultimo tocco di Cosentino, ma quello che poi conta per il Sesto Città Mediterranea e che ha sbloccato il risultato. 1 contro 2, l'ha recuperato il pallone Monetto, prova ad andarsene ancora De Mito che però recupera dentro il pallone e la palla che finisce in rete, ha pareggiato l'MGM 2000, ha segnato De Carli, il numero 32, il classe 2002 aveva già segnato 2 gol in Coppa della Divisione e adesso si ripete anche in campionato e il suo primo gol in A2 è il gol dell'1-1. Con compagni vicini riparte dietro da Monetto, c'è Azzeni, 1,47 alla fine, Azzeni con il destro ancora Marioli, un calcio di punizione molto interessante per il Sesto Città Mediterranea. A 2 secondi dalla fine il quinto fallo dell'MGM, vediamo come se la giocherà il Sesto Città Mediterranea e l'ultima azione, la partita va a finire qui. Prende la rincorsa Mura, va col destro alto e si chiude praticamente qui la partita, non ha trovato la porta Giulio Mura. Si attende solo la sirena per questa partita con Marioli che prova il lancio in avanti, la palla che scorre e arriva la conclusione del match. È tutto qui dal Palacopron di Sestu, il ringraziamento da parte di Riccardo Spignesi. Ricordo il finale: Sesto Città Mediterranea 1 MGM 2001.